That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love is so, please don't stop it. You got me right here in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual. Buonasera amici di Telefriuli, come vedete siamo qui alla Sagra dell'Anguilla ad Arise. Qui al mio fianco, proprio a sinistra, c'è il presidente della Proloco, Sandro Zoccolan. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie di essere arrivati anche quest'anno alla Sagra della Bisate in friulano. Appunto poco fa parlavamo e dicevamo che questa sagra esiste da indicativamente 46 anni, giusto? 46 anni che siamo in questo loco, in questo parco, mentre prima veniva fatta in centro paese in un paio di posti differenti. Come sono stati questi giorni, appunto, visto il maltempo? Ma abbiamo avuto qualche problema di umidità, specialmente oggi ha piovuto giusto nel momento che la gente esce da casa per venire alla sagra, quindi siamo riusciti comunque a fare qualcosa lo stesso. Infatti vedo appunto che ci sono comunque diverse persone. Sono gli affezionati che vengono appunto a mangiare l'anguilla e quindi dobbiamo accontentarli perché vengono anche da molto lontano. Appunto, Sagra dell'Anguilla. Come viene fatta l'anguilla? Vediamo qui davanti a noi, insomma, dei piatti. Come viene fatta? Allora, l'anguilla in umido viene fatta con delle verdure, quindi cotta. C'è una ricetta che noi seguiamo da anni e quindi è la nostra tradizione. Invece l'anguilla alla griglia viene cotta intera e piano piano ci vogliono circa 4 ore per farla cuocere. Insomma, due versioni diverse ci sono? Due versioni di anguilla diverse, appunto per accontentare tutti i buon gustai che vengono a mangiare l'anguilla. Oggi è l'ultimo giorno? No, abbiamo ancora il prossimo weekend, il 28 e il 29 e la chiusura il 30 che è di lunedì. Ci saranno i fuochi, tombola, complesso che suona, speriamo nel tempo che ci aiuti almeno questo weekend. Infatti stasera appunto ci doveva essere anche il complesso, ma a causa del tempo non ci siamo fidati a farlo suonare anche perché sta piovigginando e quindi rischiavamo di bagnare e la gente non veniva fuori, ecco, non veniva a ballare. Gli anni precedenti dove veniva fatta questa sagra? Allora, la sagra all'inizio veniva fatta in piazza, sulla roggia praticamente, si costruiva con le tavole il ballo, il brear detto in friulano, e lì si faceva la sagra. Non era quella dell'anguilla ma si utilizzava il cefalo. Dopo è stata spostata nel cortile delle scuole che avevamo ad Aris e lì abbiamo iniziato a fare l'anguilla. Mentre qua stavano iniziando a lavorare, a sistemare il terreno, ci aveva gentilmente concesso un'azienda privata. Come mai questo cambio appunto dal cefalo all'anguilla? Ma lì bisognerebbe chiedere a chi era prima di noi, ai vecchi volontari, quindi è da molti anni che si fa l'anguilla. E funziona, no? E funziona perché è una tradizione, se pensiamo che qua in Friuli l'anguilla come sagra siamo noi, vicino a Portoguaro, a Cintello, fanno solamente l'anguilla. Bene, adesso diamo anche appunto la parola e salutiamo anche l'assessore Tomizzo. Buonasera. Buonasera a tutti. Prima appunto, quando siamo arrivati, mi sembrava che lei era in cucina, giusto? Beh sì, assolutamente sì, infatti quando mi hai detto assessore così in questa veste è un po' un assessore anomalo. Sì, in realtà io mi occupo della cucina, quindi la parte della carne, quindi l'anguilla è la cucina presidente, quindi come potete capire le alte cariche di questo paese sono dedicate alla cucina perché non vogliamo assolutamente che il prodotto sia di scarsa qualità. Quindi io mi occupo della parte della carne, quindi
salsiccia, costa, pollo e quant'altro, e quindi insomma do una mano. Io sono di Aris, quindi sono residente qui in questo paese, da sempre ho iniziato a lavorare in questa festa che avevo 8 anni. Calcolando l'età che ho adesso, che sono parecchi anni in più, non dico l'età così non la svelo, quindi sono tantissimi anni che stiamo lavorando qui insieme alla Proloco, e quindi insomma è giusto, al di là insomma, delle istituzionali che non contano assolutamente nulla in questi paesi, la collaborazione deve essere totale, assoluta insomma. Quindi insomma una vita dedicata a questa festa. Ma direi di sì, perché da anni, a 8 anni ero proprio un ragazzino. Carne, una volta era assolutamente vietato avvicinarsi ai cuochi, e assolutamente impossibile chiedere come si cucinava la costa. Perché? Perché ogni cuoco della costa qui in Friuli, penso che gli spettatori mi capiscono quando dirò questa cosa, hanno la loro ricetta, quindi c'è chi condisce la costa prima, chi la condisce dopo, chi mette il sale in un certo modo, chi mette il sale grosso, le spezie, non parliamo delle spezie che poi ognuno ha la sua ricetta, la tiene custodita come fosse il gioiello più importante di famiglia, e quindi non viene mai svelata la ricetta della cottura della costa. Quindi quando un ragazzino si avvicinava a queste persone anziane e chiedeva come stai facendo la costa, assolutamente la risposta è: allontanati, non chiedere certe cose che non sei dell'età giusta. Quindi insomma è stata una scalata lenta, poi insomma sostituendo i vecchi cuochi abbiamo insieme condiviso una ricetta che adesso sembrerebbe piaccia, perché insomma è un piatto che viene consumato in abbondanza in questa festa, quindi mi occupo insomma di questo. È chiaro che non ci sono solo io, perché le quantità sono enormi, quindi siamo 5-6 persone che dalla mattina, quando iniziamo a curarla, prepararla, condirla, e poi del pomeriggio quando si inizia a cucinarla, insomma devono esserci parecchie persone che collaborano. Quindi, come si dice, impara l'arte e mettila da parte, no? Sì, assolutamente sì. Un po' io non sono così geloso insomma, di questa ricetta, insomma, quando qualcuno mi chiede come la facciamo, lo dico con estrema semplicità, tanto poi buona come la faccio io nessuno la può fare, quindi non c'è problema. Beh, immagino appunto che durante la cottura anche lei ne mangia, no? Ma guarda, in realtà non è così, perché chi cucina cibo in grosse quantità, si parla di qualche quintale alla serata, in realtà l'odore quasi ti nausea, e quindi mangi altro, quindi mangi quello che fanno gli altri reparti, quindi mangi i calamari, mangi le patate fritte, poi il piatto più tradizionale friulano è un pezzo di formaggio, no? Con la polenta, e quindi alla fine mangiamo queste cose qui. La carne la mangiano ad esempio chi fa i calamari, che non ne può più dell'odore di calamaro, e viceversa, quindi è uno scambio reciproco, quindi chi fa i calamari ci guarda così con occhio dispiaciuto e ci porta un piatto di calamari, e loro a loro volta ci guardano chiedendo ci porti un osso di costa, e quindi noi gli portiamo il piatto di costa, quindi c'è questo scambio interculturale tra i vari reparti della cucina. C'è un senso di baratto. Assolutamente sì. Assessore, se oggi non ci fosse stato questo tempo, cosa ci sarebbe stato di diverso? C'era la musica? Ma guarda, se oggi questa è una festa che, come diceva prima il Presidente, dura da tantissimi anni, è un po' un punto d'incontro della zona, c'è tantissima gente aspetta questa festa per venire proprio a mangiare l'anguilla, perché non si mangia da altre parti, e se oggi non ci fosse stato questo tempo, dietro di noi ci sarebbe stata una folla infinita di persone, ci sarebbe stato un complesso che suonava la musica, tantissima gente che balla, quindi è una festa che comunque pur mantenendo delle connotazioni abbastanza classiche, cioè non siamo una festa che negli anni abbiamo cercato cose molto nuove o che si discostino insomma un po' da quello che è la tradizionale sagra paesana del Friuli. Però mantenendo questa caratteristica abbiamo visto che il pubblico è affezionato, e quindi veramente ci seguono in tantissimi. Purtroppo veramente oggi qui alle 5, dove eravamo noi adesso, c'era una pozza d'acqua impressionante, quindi è piovuto, è grandinato, quindi
quelli che vedete dietro di noi veramente sono affezionati, che hanno sfidato il tempo. Qualcuno ti chiamava presidente mentre pioveva, ma l'anguilla la state cucinando lo stesso? Sì, anche se piove. Preoccupati di non trovare l'anguilla, e quindi comunque partendo veramente da lontano. Abbiamo gente da Trieste, da Pordenone, dal Veneto che vengono qui a mangiare l'anguilla, quindi insomma non possiamo deludere i nostri clienti. Quindi lei riceveva queste chiamate coraggiosamente, diceva, e anche orgogliosamente diceva sì, la stiamo cucinando. Sì, stiamo cucinando, anche perché ormai o la facciamo o dobbiamo chiudere la festa, perché se vengono alla sagra da Bisate o dell'anguilla dovevano trovarla. Sì, anche perché appunto giustamente come diceva l'assessore, se ci sono persone che arrivano anche da più lontano. Ieri avevamo una compagnia da Bologna. Quindi non erano qua, erano qua in ferie, però sono venuti a mangiare l'anguilla, quindi li abbiamo fatto anche ieri sera, anche se pioveva anche ieri sera, quindi siamo riusciti a accontentare anche loro. Beh, adesso per il momento non piove, diciamo. Non stiamo a chiamarla perché da un momento all'altro qua cambia immediatamente il tempo. Può succedere di tutto. Esatto, Benissimo. gli ultimi giorni è così. Bene, noi intanto vi abbiamo dato questa introduzione, ci vediamo qui fra pochissimo perché ci occuperemo di una parte un po' più culturale. A fra poco. Rieccoci di nuovo amici telespettatori qui appunto dalla sagra dell'anguilla ad Aris, e qui al mio fianco c'è il signor Giorgio Kojanits, appunto curatore di questa mostra. Ma che mostra è? Questa qua è una mostra per ricordare i giovani e, per dire la verità, i valori dei giovani, perché al giorno d'oggi mi pare che siano delle cose che mancano alla nostra gioventù, i valori. Ecco perché non si vedono tanti giovani convinti nella nostra società, io li vedo un po' amareggiati. Questi qua sono giovani che 160 anni fa hanno combattuto e lottato per un grande ideale che era quello della libertà e di fare un'Italia unita e finalmente libera. Il risorgimento è stata una cosa straordinaria, è durato dal 48 fino al 1870, quindi 22 anni in cui tutti gli italiani, dal nord al sud, hanno combattuto insieme per un grande ideale, ma i giovani sono stati quelli che sono riusciti con la loro forza e la loro tenacia a risolvere questa cosa. E questi 22 friulani erano volontari, gli eserciti hanno fatto tanto, ma i volontari sono stati quelli che hanno partecipato emotivamente più a queste lotte del risorgimento italiano. Garibaldi, quella volta quando è partito nel 1860, aveva 1086 dei 1000, come si dice, no? C'era una sola donna con loro, era la moglie di Crispi. Quando sono sbarcati, queste 1100 persone non potevano necessariamente sconfiggere l'esercito borbonico. Allora Garibaldi cosa ha fatto? Ha promesso la terra ai contadini che si sono arruolati in massa, circa 40-50 mila. Con questo esercito è riuscito a sconfiggere i Borboni. Poi nel 1862, anzi facciamo un passo indietro, la prima cosa che fece Garibaldi quando arrivò, vietò il baciamano fra uomo e uomo. Non so se vi ricordate, il baciamo le mani, che si dice ancora in Sicilia, che è un uso corrente di dire, che ancora qualcuno coi vescovi e cardinali purtroppo fa ancora. Nel 1862 Garibaldi pensò bene di risalire l'Italia e liberare Roma. E allora arruolò, anzi 5.000 volontari si misero con lui e cominciò la risalita. Ma l'Europa non voleva che il Papa fosse abbattuto e mandò l'esercito contro Garibaldi. Allora questi si ritirò in Aspromonte, dove la famosa battaglia non era una battaglia, una scaramuccia, e l'esercito di Garibaldi si arrese, fu ferito Garibaldi sotto la tibia e l'infermiera che lo curò fu Margherita d'Orlando, qui proprio di Rivignano, una 23enne anche quella, una crocerossina volontaria straordinaria che lo curò. Un piccolo particolare del territorio, però fa parte della storia, è anche giusto sottolineare. Tutte queste cose, mi scusi, che lei sta raccontando sono appunto scritte qui? Sono tutte scritte qui e specialmente il primo pannello dei friulani del risorgimento italiano scrive anche l'anima del popolo friulano, perché si è impegnata così tanto col risorgimento italiano. Possiamo leggere una parte? Sì, prego.
Vede, allora dice il risorgimento friulano. Ci mettiamo un po' più, venga. Prego. Ok, perfetto. Vede, il risorgimento friulano non fu solo questo, quindi tutti i fatti d'arme, no? Che le dicevo prima, ma fu anche la storia quotidiana di una comunità che rivendicava i propri diritti non solo di autonomia politica, ma anche e soprattutto di crescita economica e culturale, attraverso la richiesta di innovazione che gli Asburgo d'Austria e i possidenti terrieri dei nostri territori si rifiutavano di attuare nonostante si richiedessero da decenni. Capisce? Allora alla fine cacciare lo straniero e costringere alla resa anche il Papa grazie alle abilità diplomatiche di Cavour e al temperamento incendiario di Garibaldi è costato decine di migliaia di morti. Questo è il riassunto. Una cosa importante, quando noi parliamo dei 22 friulani che erano con Garibaldi, vorrei ricordare Giovan Battista Cella, che tutti noi sappiamo a Udine che c'è la piazzale Cella. Piazzale Cella è proprio è questo Intitolato che Garibaldi diceva essere prode fra i prodi. Sì. Questo signore, giovane anche lui, finita la lotta di liberazione, essendo un progressista così dire, no? Al Parlamento italiano venne la destra e lui, per il dispiacere di aver lottato e sofferto per la libertà d'Italia e vedere che la destra aveva preso il potere, si suicidò. Questa è la fine di quel povero uomo lì che tanto ha fatto per la lotta di liberazione, così come durante la seconda guerra mondiale anche i nostri partigiani, finita la guerra, vennero accusati di infamie e tanti hanno dovuto andare all'estero ed emigrare per la caccia alle streghe. Ogni risorgimento ha avuto purtroppo questo epilogo. Come mai questa passione? Ma no, è una passione dovuta alla storia. Io sono stato tanti anni che presidente dell'ANPI, del mio comune, e ho sempre letto, anzi le cose più belle che nella mia vita ho sentito sono le testimonianze orali che sia gli emigranti, che i combattenti e qualsiasi persona che ha sofferto nella propria vita mi hanno raccontato. E io ho cercato modestamente nei miei scritti di riportarle, perché tutte queste cose sono un patrimonio di tutte le comunità che dovrebbe sempre rimanere scritte e depositate nelle case e nelle biblioteche. Siamo appunto di solito abituati noi a vedere le mostre appunto nelle biblioteche e nei musei. Perché questa mostra è qui? Appunto lei dice bene, perché questa è la festa di Aris, è una festa frequentata, diciamo stasera sfortunatamente c'è la pioggia, ma di solito sono centinaia di persone che fanno parte di tutto il tessuto sociale, quindi queste storie sono molto brevi, molto semplici e riescono secondo me a colpire anche l'immaginario di qualsiasi persona, di qualsiasi età e di qualsiasi condizione culturale. Bisogna sempre ricordarsi le nostre radici. Queste sono radici di sofferenza che ci hanno permesso di essere tutti quanti ancora, a parte in Italia, ma nelle condizioni socio-economiche di adesso, per il sacrificio di questi giovani specialmente. Quindi appunto lei ha portato questa mostra qui perché sa che questa sagra appunto è molto popolata. Guardi, questa qua mi pare che sia la sesta o la settima volta. L'anno scorso ho fatto l'agricoltura durante il fascismo. Era anche quella una bella mostra, proprio popolare, che tutte le persone della zona hanno un impianto così agricolo e quindi hanno visto bene, molto semplice anche quella, però ricordava esattamente il percorso storico in cui è stata individuata. Tutti i documenti naturalmente erano originali come questi qua, se lei vede più avanti sono anche documenti del 1910. Spostiamoci, andiamo a vederli. Ecco. Questo qua a Udine, nel 1910. Guardi, venga di qua così vediamo se riusciamo a far vedere. Nel 50° anniversario della spedizione dei 1000, questo qua è stato un numero unico fatto a Udine, in cui ricordava quelli di Udine, i garibaldini di Udine. Questo è un bel pezzo, questo è un altro pezzo straordinario. Aspetti, mettiamoci di qua. Il dottor Andreuzzi nel 1864 a Navarons, questo è un pezzo di storia friulano, anche sì. Questo ha tentato un'insurrezione, poi fallita naturalmente, però è stata una parte fondamentale anche questo qua del risorgimento friulano. Ecco, qui invece la bandiera italiana, l'ho messa alla fine, perché la bandiera italiana è stata fatta nel 1796 sulle ali della rivoluzione francese. Vede qua? All'interno, questa qua, a noi, guardi cosa c'è scritto alla fine.
A noi tutti è capitato di inneggiare in campo sportivo ai nostri azzurri, sa, si dice azzurri del calcio, dello sci, no? sì. Ecco, questo perché nelle guerre di indipendenza re Carlo Alberto utilizzò il tricolore napoleonico aggiungendovi lo stemma dei Savoia, circondato da color blu-azzurro. Quindi se ai mondiali di calcio diciamo forza azzurri, sarà come urlare forza Savoia. Questa è un po' così, però in effetti si dice azzurri, sa che si dice la nazionale azzurra. Certo. E pochi, sì, non è che tutti sappiano il perché proprio nelle guerre dei risorgimentali il re aveva messo il suo stemma in campo azzurro. Ecco, qui c'è la storia della nostra bandiera, che giusto, sono cose molto semplici, ma fa bene ricordarle, secondo Quindi me. insomma lei è un affezionato alle origini. No, ma guardi, agli eventi storici, perché tutte le generazioni si sono susseguite e se hanno tramandato qualcosa di buono o di cattivo, è giusto che sia sempre scritto e riportato per le future generazioni. Senza radici non si va da nessuna parte. Senta, dopo appunto questa sagra, dove le persone potranno vedere la sua mostra? No, beh, questa è una delle, diciamolo la verità, e fa parte. Questa qua è una piccola spezzone perché nel 2011, nel 150° anniversario appunto dell'Unità d'Italia, avevo fatto la mostra che partiva ben prima e finiva ben dopo. Questo è un piccolo spezzone, l'ho recuperato anche per inserire Margherita d'Orlando, questa crocerossina di Rivignano, no? Io ho fatto delle pubblicazioni, io mi chiamo Giorgio Coianic, mi conoscono e sanno dove reperirle. Sì, di solito a San Giorgio Nogaro ho fatto parecchie mostre, ne faccio una all'anno, 2, e poi anche in altre parti, insomma. Però come sagre paesane faccio solo qua, perché sono brave persone, siamo amici da tanto tempo e mi piace dare anche un piccolo così segnale, così culturale, così anche alle sagre paesane, che secondo me è un tocco importante. Beh, insomma, è una cosa bella, interessante, anche un contributo suo che vuole dare agli altri. Sì, naturalmente non è detto che tutti siano d'accordo, però le ricerche storiche io metto solo i fatti, Certo. non tiro conclusioni, qualche volta sono fatti che sono un po' così, che qualcuno tende a nascondere. E invece nel bene e nel male bisogna sempre dire la verità. Bene, la ringrazio. Noi vi ringraziamo, ci vediamo qui fra pochissimo dopo qualche minuto di pubblicità. Rieccoci appunto di nuovo amici telespettatori qui in diretta dalla Sagra dell'Anguilla ad Aris e come vedete sono attorniata da 2 fratelli. Appunto a destra abbiamo Maria Teresa Cescon, buonasera. Buonasera a voi. E alla mia sinistra il signor Anteo Cescon. Buonasera. Buonasera. Dicevamo adesso, no? Ne abbiamo già parlato prima. Una volta questa sagra appunto era la sagra del cefalo, poi divenne la sagra dell'anguilla. Qual è il motivo? Appunto ne parlavamo adesso. Allora diciamo che la sagra del cefalo veniva fatta in un altro posto e venivano utilizzate le strutture dell'allora trattoria da Gallici, dove a fianco scorre una roggia e venivano posti dei tavolati dove la gente poteva ballare e divertirsi. Veniva praticamente concentrata in 1 o 2 serate e il cefalo veniva da Marano. Successivamente, sfruttando il discorso dei pescatori e anche della nostra zona di fiumi, abbiamo deciso di optare per l'anguilla perché veniva pescata direttamente da loro. Vorrei ricordare ad esempio il nonno del nostro presidente, che era il pescatore per eccellenza, che forniva proprio la materia prima. Lo spirito della sagra era quello proprio di far festa per tutto il paese per 3-4 giorni e poi via via negli anni ha assunto delle dimensioni più grandi. Tutti partecipavano, il nostro paese è un paese piccolo di 300 anime, però dai bambini agli adulti venivano coinvolti fin da subito. Ovviamente al tempo non c'erano i mezzi che abbiamo adesso, quindi in maniera molto artigianale si timbravano i biglietti, si rilavavano le bottiglie. Ognuno portava qualcosa di proprio e quindi era un motivo per far festa, creare coesione, ma nello stesso tempo anche per migliorare la struttura. E da 46 anni i lavori nell'attuale location, diciamo così, sono diventati via via sempre più importanti e sempre con
con lo spirito di migliorare quello che abbiamo trovato e di dare un servizio sempre più in linea e al passo con i tempi moderni, ma conservando lo spirito goliardico e anche rispettoso nei confronti di un territorio, di risorgive, di alberi, di un ambiente dove appunto possono giocare i bambini in libertà e divertirsi, offrire accoglienza. Ovviamente adesso con i mezzi, con i social e quant'altro abbiamo tanti visitatori che vengono anche da lontano. Ci ha detto prima l'assessore che quando era qualche giorno fa è venuto un gruppo anche da Bologna o da oggi? Abbiamo gruppi da Bologna, abbiamo gruppi da Treviso e abbiamo poi praticamente quelli che tradizionalmente a luglio-agosto tornano dalla Francia, dalla Germania, e a questo punto siamo già la terza generazione che però portano nel cuore il nostro piccolo paese, insomma. Ecco. Appunto 46 anni fa 46 anni. Parte, no, questa sagra. Quante persone c'erano quella volta? Le persone, grosso modo, il paese era un po' più popolato, ma non tanto di più, perché la nostra frazione non ha mai avuto tanti abitanti. Ma nel contempo, proprio per il periodo estivo, tornavano quelli che, non so, negli anni si erano trasferiti a Milano o comunque in Italia e tornavano e ci davano una mano, un supporto. Oltre alla sagra avevamo anche un bel torneo di calcio, quasi professionista diciamo, perché venivano persone di un certo calibro ed era motivo di orgoglio e attirava tante persone, solo che poi negli anni è venuto meno, un po' per l'impegno, un po' perché i giocatori dovevano anche lavorare, quindi non potevamo permetterci la squadra, bensì doveva stare nelle retrovie a dare forza e manleva, insomma. Ecco. Appunto prima parlavamo, no? Come anche mi ha detto sua sorella che siete partiti insomma non tanti, no? Come struttura, cosa avevate? Come struttura non avevamo niente. Qua questo pezzo di terreno che vede un campo bellissimo, il parcheggio, siamo andati nel bosco a prendere le piante, piantarle, fare il chiosco con gli alberi, con le canne come una volta con le canne. E abbiamo cominciato così, con 2 griglie per terra, che quella volta l'USL non esisteva per fortuna perché altrimenti ci andavamo tutti in galera. Sì. C'erano i corsi? Sì. Abbiamo sistemato un po' alla volta, poi abbiamo iniziato, gente disponibile, devo ringraziare tutti quelli di Aris, vecchi e nuovi perché perfettamente erano persone brave, venivano qua, non prendevano niente, lavoravano con continuità, una cosa stupenda. Dovevamo andare a fare legna per la sagra, nostri motosega, 7-8 di noi, via nel bosco, le legna secche, taglia, rompi, metti, fai, oh dobbiamo fare questo, oh dobbiamo fare quell'altro, oh dobbiamo fare spogliatoi, eravamo tutti uniti, una cosa stupenda, come amicizia. E dopo io sono rimasto più vecchio, il bazzarantiere della squadra, qua tenevo sull'animo 4 risate, un bicchiere di vino, nessuno mi ha preso una lira, poi noi facciamo anche, vengono giù quelli che sono disabili, li ospitiamo, li diamo da mangiare, lo facciamo senza lucro, lo facciamo solo per ingrandire le nostre cose qua, il paese nostro, perché mi sembra una cosa giusta. C'è grande solidarietà. Sì, Aris è un paese di 300 abitanti, non abbiamo niente, non abbiamo neanche un supermercato. Però siamo uniti per fare queste cose qua. E qua è tutta l'estate che noi il campo lo diamo, vengono qua a far sposalizi, a anniversari e cose varie, vengono qua tranquilli e beati, la gente adesso è educata perché prima di tutto abbiamo insegnato noi che lì sono i cestini, venite qua, fate quello che volete, là c'è l'acqua potabile, là ci sono i bagni, però dobbiamo trovare pulito perché la prossima volta altrimenti la gente si sta educando e i bambini sono veramente bravi. Trovano una carta, la mettono via, è un assieme di cose che non riesco neanche a spiegarle, come posso dire, siamo tutti amici, purtroppo ogni tanto manca qualcuno, dopo ti dispiace, dopo ti troviamo, ti visto per qui, ti visto per là, e la barzarletta, e quando ci ha preso fuoco il gazebo lì, sì,
Cosa è successo? Eravamo dentro, lì non so chi ha acceso una sigaretta e ha preso fuoco il tetto che era di quelle canne che sono nei fossi, Sì. no? Andavamo a tagliarle, a essiccarle, facevamo il tetto con quello, no? Perché è così, è un po' alla volta, abbiamo fatto. Si è risolto ovviamente. Risolto tutto, dopo la pista, è tutto così, dopo al nostro prete regala la cabane, Plevan, a lui al Vassalo da tutto, veniva qua a mangiare alla Colombina, a sbaffo, non il prete, allora, e andava, Don Adolfo, no? E dopo andava a salutare tutti, io ero alla casa perché io sono sempre stato alla casa veloce, là, e lui tagliava, no? Allora io, Don Adolfo! Ripasso domani! Le 4 risate, sì, io scherzavo perché, sì, per fare una risata, no? Perché era una persona amabilissima, no? E allora così, e qua si divertiva così. Prima lei si è commosso, no? Sì. Perché? Per il senso di unicità, per il senso di solidarietà? Spieghiamolo. Perché mi ricordo di tutta quella gente che è passata qua, che non è più, mi viene come un nodo, non poterli vedere, non poterli salutare, non poterli ringraziare, così sono fatto così. Purtroppo, Ha un bel ricordo. sì, Bene. sono orgoglioso di essere di Aris e di essere più anziano della Sagra. E adesso se volete vi racconto una barzelletta. Via. Sentiamo. Viene a casa il marito di lavoro, entra in casa, ciao alla moglie, ciao, Maria vado fuori, ho bere un bicchiere, non stare tanto, ho detto che ti ho fatto un spezzettino con la polenta. Arriva verso le 10 a casa, apre la porta con gli occhi sbarati così, la moglie lo guarda e dice, Pieri, mi sembra che hai bevuto, a te ti sembra, ma io sono sicuro, gli ha detto. E lo spezzatino poi l'ha mangiato? Non so se ha mangiato lo spezzettino, comunque era lì sulla tavola. E l'altra? Va a fare la spesa al supermercato e trova la comare. Ciao comare, come va? Sono un po' avvilita. Ma perché? Perché è un periodo, mio marito viene a casa di lavorare, non viene neanche a salutarmi, appende la giacca, il berretto sulla taccapanni, va in cantina e viene su verso le 8:30, ubriaco fradicio, non so più cosa fare. Anche mio marito gli dice la comare, no? Faceva quel lavoro lì, ma ha smesso. E cosa hai fatto per farlo smettere? Sai quelle maschere bianche a carnevale con le ossa qua tutte scure, sai? Ho messo su una di quelle lì, sono andato in cantina, ho preso una paura che non beve più un bicchiere di vino e vado a comprarne una anch'io, gli ho detto l'altra, no? No, ti do io la mia, tanto non mi serve più, no? E lei va a casa, la sera verso le 5:30, 6 così, mette sulla maschera e va giù in cantina. Nel buio della cantina arriva il marito, prende la giacca, appende il berretto, giù per la cantina, quando a mezze scale, così nella penombra, vede un'ombra, no? Guarda, ma tu chi sei? Lei si gira, io se non lasci il bere sono la tua morte. Il marito, che paura che ho preso, pensavo fosse mia moglie, ha detto. E allora così, no, passiamo... Senta, lei queste barzellette appunto le racconta qui? Sì. Qui quando vado via con gli alpini, con i miei amici sulla corriera, sono il barzellettiere, tutti vogliono avermi perché io ho 2 ore di barzellette continue, dopo andiamo su barzellette un po' più care, un po' più così. Mi piace la compagnia, mi piace l'allegria. Io quando vedo la gente che non è allegra non sono contento. Anche qua quando vedo che c'è qualcosa che non va, dico in faccia, oi ragazzi, qua bisogna fare, bisogna andare, bisogna... Insomma così, tutti mi rispettano, mi vogliono bene, mi cercano sempre e sono contentissimo. Quindi insomma lei è quello che tira su gli animi. Sono il moralista della Sagra. Sì, è vero, quello è vero. Ho anche il presidente Massimo e tutti quelli che lavorano là, che mi portano rispetto, facciamo tutto bene, con calma, con tranquillità, non c'è nessun arrivismo, nessuno mette in tasca una lira, lo facciamo per il paese. Se avanza qualcosa, un'opera di bene o dobbiamo prendere la lavatrice industriale, prendiamo la lavatrice industriale, dobbiamo prendere l'altra cosa, prendiamo l'altra cosa, li impieghiamo tutti qua, cerchiamo di aiutare tutti. Quindi insomma lei è un caposaldo, dai. Ecco, brava. Bene. Io non volevo venire perché ho avuto anche dei problemi fisici, ma hanno insistito e sono ancora lì alla cassa veloce e all'ufficio reclami, perché quando qualcuno viene qua che ma la bisata era fredda, come devo, mi dai prima l'anguilla, dopo i calamaretti, mia moglie ha già mangiato, io aspetta. Allora, aspetta un attimo, scusa, aspetta i calamaretti e l'anguilla, allora vengono là, no? Quando li mandano là.
allora io sistemo tutta la situazione. Quindi barzellettiere e responsabile ufficio reclami. Sì, Benissimo. brava. E dopo conosco tutti perché è una vita che sono lì, arrivano, mi salutano, dopo passano di là, la soddisfazione più grande, passa uno, ciao Teo, l'anguilla era magnifica, grazie, sì, senti soddisfazione che la gente è contenta di venire qua in questo posto a mangiare l'anguilla, perché per noi è un onore, perché bisogna anche mettere in atto che le nostre donne, mia moglie, la moglie di tutti e altre donne, vengono qua tutta la settimana a pulire l'anguilla, a pulire i calamari e prepara i sughi. Grande lavoro, grande lavoro, grande lavoro. Adesso che non sentono le donne devo solo ringraziarle. Benissimo, allora io ringrazio Anteo, ringrazio Maria Teresa, 2 fratelli, e noi ci rivediamo qui fra pochissimo per qualche minuto di pubblicità. In diretta dalla sagra dell'anguilla ad Aris, e come vedete c'è di nuovo l'assessore Tomizzo appunto al mio fianco. Perché? Perché oggi ci sono state le canoe sullo Stella, che tutti ormai insomma conoscerete, ma ci spieghi un po' più nello specifico perché viene fatta questa manifestazione e qual è il suo significato? Allora, questa iniziativa nasce negli anni '80 da un gruppo, diciamo, di politici dell'epoca che avevano costruito un'associazione Amici dello Stella. Negli anni '80 si è capito un po' che il fiume Stella in questo territorio, in questa zona della pianura friulana, era un elemento importante e di attrazione turistica. E quindi hanno avuto questa luminare idea di organizzare appunto una manifestazione e portare, diciamo, i canoisti di tutto il nord Italia lungo questo fiume, anche perché questo fiume dal tratto che parte da Sterpo, oltre è impossibile navigarlo perché è un fiume di pianura, quindi non nasce in montagna ma nasce proprio nelle risorgive di Sterpo e poi scende giù fino alla laguna di Marano. L'idea appunto di questi amministratori fu quella di far conoscere le meraviglie di questo fiume. Pensate che il primo tratto del fiume è talmente stretto che con le canoe si deve percorrerlo in fila indiana, perché non c'è lo spazio per poter far correre 2 canoe affiancate, quindi immaginate quanto stretto è. E devo dire... appunto per far capire, mi scusi se la interrompo, per far capire alla larghezza di una canoa. Esatto, la larghezza, quindi abbiamo dei passaggi di 60-80 cm. È chiaro che c'è la vegetazione, no? che chiude un po' il passaggio del fiume. Pensate che il fiume in alcuni tratti, per parecchi chilometri, è completamente nascosto dalla vegetazione, quindi le piante che nascono sulle sponde del fiume lo coprono completamente nella sua volta superiore, quindi dall'alto neanche non si vede questo fiume e lo percorri solo in canoa. E calcolate che poi le sponde, essendo in zone completamente paludose, non è facilmente raggiungibile, quindi o lo percorri in canoa oppure non lo vedi. E devo garantirvi che è uno spettacolo, cioè quando portiamo gente anche magari da lontano e gli facciamo vedere questi tratti di fiume, tutti quanti sono convinti di essere nell'Amazzonia in mezzo alle mangrovie, perché poi ci sono anche qui del tipo delle piante particolari con le radici che si immergono nell'acqua e sembra proprio dall'idea di una mangrovia delle foreste pluviali del Nord America. E quindi hanno dato il via a questa iniziativa. Pensate che negli anni 90 sono riusciti a portare su questo fiume quasi 600 canoe. È stata per diversi anni la manifestazione più numerosa, non competitiva ovviamente, a livello turistico, a livello nazionale. Quindi immaginate in un fiume così piccolo 600 canoe tutte colorate con tutta questa gente che pagaiava, uno spettacolo unico. Poi negli anni è successo purtroppo un incidente che non è da attribuire sicuramente alla manifestazione, però è capitato proprio nel giorno in cui c'era questa manifestazione e questa manifestazione ha avuto un po' di risentimento, quindi perdita di numero di partecipanti. Poi per anni addirittura non c'erano più presidenti di società che volevano prendersi questa responsabilità e quindi avevano sospeso proprio l'iniziativa. Adesso è da un po' di anni che la Proloco di Aris insieme al Canoe Club Fiume Stella ha ripreso a organizzare questa manifestazione e quindi
quindi siamo ridiscesi lungo il fiume. Infatti stamattina a Sterpo ci siamo trovati circa 70 canoe, non sono le 600 degli anni d'oro, però insomma calcoliamo anche che la canoa è uno sport minore, quindi è quegli sport che vanno così un po' altalenanti, sono i periodi di moda dove tutti la fanno e poi anni in cui nessuno pratica quello sport. E quindi siamo scesi giù fino qui ad Aris, poi qui la Parrocchio di Aris ha preparato uno squisito pranzo per tutti, qualche canoista è andato via stasera tardi perché poi si è fermato qui a bere un bicchiere di vino e a mangiare ancora qualcosa. A rilassarsi pure. E a rilassarsi, perché stare qua sotto d'estate, sotto queste piante, così con il cinguettio degli uccelli e il verde che ci circonda, rilassa parecchio, specialmente chi abita nelle città dice che questo posto è magico da questo punto di vista, quindi la gente sta qui anche senza far niente, leggono un libro, semplicemente c'erano due fidanzati che chiacchieravano su una panchina e si sono persi tutto il pomeriggio in chiacchiere, anche se pioveva, ha detto ma qua si sta benissimo e noi vogliamo tornare a casa. Quindi insomma è un posto magico sicuramente. Sì, c'è una bellissima atmosfera. Sì, calcola che adesso tu lo vedi in una situazione abbastanza con la pioggia, siamo a brutto tempo. Per il momento tocchiamo naso, ma per il momento siamo salvi. Sì, esatto, per adesso non ha piovuto. E quindi insomma noi stiamo cercando un po' di coccolare questo fiume e questo territorio. Tra l'altro... sì. Quindi oggi 70 canoisti. Sì. E persone invece che erano lì proprio per vedere questa iniziativa, quante ce n'erano? Allora, a Sterpo, perché in realtà questo fiume scorrendo in mezzo a un parco e in mezzo a dei boschi irraggiungibili, no, quindi è impossibile che sono dalle zone paludose, di fatto lungo il percorso il fiume si affaccia solo in un punto che è nella frazione di Flambruzzo, perché passa sotto una provinciale, quindi c'è un ponte e lì c'era qualche persona che guardava le canoe passare, però gli unici punti in cui tu puoi vedere i canoisti sono a Sterpo quando partono e qui ad Aris quando arrivano. E qui ad Aris tra l'altro siamo arrivati verso mezzogiorno, questa zona poi c'è l'acquario dell'Ente della Pesca regionale qui proprio di fuori dall'ingresso del nostro campo sportivo e la domenica c'è parecchia gente che va a visitare questo acquario e quindi poi oggi magari anche non sapevano che avrebbero trovato le canoe, poi quando arriva questa marea di canoe colorate si sono trovati così un po' meravigliati e quindi poi la gente apprezza, insomma è anche carino da vedere in mezzo al verde questi colori. Sono simpatici. Immagino, anche perché insomma appunto abituati a vedere soltanto la natura, a vedere appunto anche l'uomo, soprattutto poi nella canoa che sta insomma scorrendo, andando nel fiume, insomma è un piacere e anche una gioia. Assolutamente, poi tra l'altro la canoa non avendo il motore ma è la forza motrice, sono solo le pagaie, quindi questa canoa che scende in silenzio, quindi è quasi in silenzio, arrivi quasi a aver paura di disturbare la natura. Infatti noi amministratori quando portiamo giù lungo il fiume con un'imbarcazione che abbiamo del comune alcuni personaggi che ci chiedono di visitare il fiume, facciamo provare una sensazione, un'emozione particolare. A un certo punto spegniamo il motore e il fiume, trovandosi proprio in mezzo al bosco, non si sente nessun rumore della civiltà, quindi non si sentono rumori di macchine, non si sentono rumori di fabbriche, non si sente niente, ma solo la natura. E noi quel silenzio lo definiamo la Pax Fluvialis. E quindi quando portiamo giù la gente sul fiume a un certo punto spegniamo il motore e ci lasciamo trasportare dalla corrente, quindi si sente solo il cinguettio degli uccelli, il rumore dell'acqua e nient'altro. E devo dire è una bella sensazione. Quando adesso me lo stava raccontando mi è venuto in mente un po' la barca a vela senza motore, ma non è la stessa cosa perché lì non c'è il cinguettio degli uccelli. Esatto. Comunque sì, conosco molto bene anche quella sensazione della barca a vela, l'ho fatta da giovane anch'io, sì, la sensazione comunque è simile a quella, quindi il fatto che ci sei tu, la natura e basta, nessun altro, quindi nel caso della barca a vela c'è solo il soffio del vento che ti trasporta nel mare, però come dici tu in mezzo al mare il cinguettino non si sente, lì c'è solo il rumore delle vele che sbattono e dell'acqua che viene aperta insomma, dalla prua della barca. Dicevamo appunto quando è nata questa iniziativa della canoa sullo Stella? Ora, l'anno preciso non lo ricordo, però erano i primi anni '80, io ero proprio un ragazzino e mi ricordo fui interpellato da un signore che mi vide girare per il fiume con una barca, aveva una piccola barchetta che io utilizzavo per andare a pescare.
e chiaramente c'erano dei rami caduti sull'acqua, no? Quindi creava difficoltà, e mi hanno coinvolto dicendo: ma se ci porti lungo il fiume, tu che lo conosci, a pulire qualche ramo qua e là, e da lì ho iniziato con loro a fare questa manifestazione e poi non l'ho più abbandonata, quindi all'epoca ero molto ragazzino, ero molto piccolo, e da quella volta non ho mai più abbandonato. Poi sono diventato anch'io un canoista, sono diventato un istruttore di canoa, quindi insomma il fiume è la mia passione. Ha lasciato il segno? Assolutamente sì, ma questo fiume qua, chi lo percorre viene assolutamente segnato, un segno indelebile nella mente e nel cuore, non ci si può più dimenticare, perché queste sensazioni proprio di pace, di tranquillità, io dico sempre che quando qualcuno è arrabbiato, incazzato, problemi col lavoro, insomma con la famiglia eccetera, un giro sul fiume Stella e torni a recuperare tutte le tue energie. È una terapia? Assolutamente terapeutico, non ci sono dubbi, assolutamente sì. Bene, allora vi lasciamo a qualche minuto di pubblicità con questa bellissima appunto definizione, no, del fiume Stella, e ci rivediamo qui fra pochissimo. Promesso subito dopo la pubblicità, sempre qui in diretta dalla Sagra dell'Anguilla ad Aris, e alla mia destra c'è Elisa Zatti, vicepresidente della Proloco di Rivignano. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Come funziona la vostra Proloco e cosa organizzate? Allora, la nostra Proloco, un po' come mi riaggancio a quello che diceva Anteo prima, è anche essa fondata proprio sulla voglia di dare, di collaborare per organizzare delle iniziative per il paese. L'iniziativa che si promuoverà, insomma, che si attiverà a breve, cioè 17, 18 e 19 agosto in Piazza Rivignano, è Guarda che Stella, che ormai è giunta alla nona edizione. Allora, raccontaci, sì. Va bene, ti racconto. Allora, Guarda che Stella è un'iniziativa che è stata promossa inizialmente dall'amministrazione comunale a stretto braccio, diciamo, con la Proloco e con i ristoranti locali. Quindi è una manifestazione che si discosta un po', diciamo, dalla sagra paesana, ma porta in piazza i ristoranti in modo da offrire alla gente quindi anche delle pietanze e anche una location un po' particolare. Infatti la piazza proprio del paese sarà addobbata a festa con tanto di luci, con tavoli apparecchiati in modo molto, molto elegante, e le persone potranno, facendo un buono, scegliere in quale ristorante gustare i piatti tipici che loro con maestria preparano. Ok, quindi un prezzo fisso e uno poi può scegliere in base ai propri gusti. Esattamente, ci sono insomma primi, secondi e dolci, chiaramente il buono a seconda del piatto scelto è differenziato come prezzo e uno può scegliere in quale locale degustare insomma il piatto. Benissimo, e appunto proprio durante queste giornate ci sarà anche appunto un autoraduno. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ricordiamo il tuo nome, Matteo? Matteo Lovo, sì, sono del direttivo della Proloco di Rivignano e organizziamo ormai da 3 anni l'autoraduno. È nata un'idea così un po' per fondamentalmente promuovere e mantenere quello che è il fil rouge della manifestazione, quindi la promozione del territorio, e farlo in un modo diverso dal solito, quindi ristoranti da una parte e auto d'epoca dall'altra. Ci è piaciuto aggiungere questa cosa che in paese non c'era. Abbiamo pensato appunto di creare dei percorsi che diciamo frequentati da auto d'epoca possano in qualche modo andare a mettere in mostra dei luoghi di interesse non solo culturale, anche culinario, perché appunto culinario, enologico. Per esempio nel tempo abbiamo fatto qualche azienda vinicola, delle aziende produttive del luogo. Mi viene in mente appunto la produzione della trota, senza fare nomi né cognomi perché non vorrei dimenticarne qualcuno, ma appunto aziende vinicole, aziende che producono trota. Quest'anno una birreria e un altro appuntamento culturale che probabilmente sarà fatto in una latteria. Quindi l'obiettivo appunto è questo, un autoraduno, un viaggiare in auto ma lentamente. È una cosa che è veramente bella, perché se non si prova non si può capire, ma il viaggiare lento delle auto d'epoca ti permette di vedere delle cose che forse viaggiando alla velocità ad oggi non si notano, ed è molto bello. Poi ci si sofferma appunto su queste chicche, su queste particolarità. C'è un'altra attenzione, no? Magari viaggiando a bassa velocità. Esattamente, questa è una cosa bellissima. E appunto oltre all'autoraduno parlavamo prima che ci sarà una parte dedicata all'enologia.
Sì, diciamo che allora ovviamente i ristoranti in piazza chiamano altrettanto un'enoteca che deve essere fornita e che mantiene un po' quello che è lo scopo di questa attività, quindi la promozione del territorio nuovamente. Fino a qualche anno fa l'idea era quella di promuovere le aziende del territorio, quest'anno nell'enoteca invece facciamo una cosa un po' particolare, diversa. Più di qualcuno in paese è enologo, siamo 9 enologi in paese, non tutti necessariamente di Rivignano, ma Rivignano è incredibilmente una città dove appunto gli enologi evidentemente stanno bene. Quindi quest'anno per collegarci al territorio ma fare una cosa un po' innovativa abbiamo pensato di mettere in mescita nell'enoteca i vini degli enologi di Rivignano, quindi non necessariamente vini solo di Rivignano ma vini da tutta una serie di zone che spaziano un pochettino, Colli Orientali, Collio e Grave del Friuli ovviamente, dove si trova Rivignano. Quindi ricordiamo le date? Assolutamente, dal 17 al 19 di agosto, cominceremo appunto il 17 e terminiamo con quello che è l'autoraduno, il domenica 19, a cui seguirà in piazza una cosa che ci tengo a sottolineare, una piccola degustazione guidata, si chiama Conversazioni con l'enologo, dove appunto verranno chiamati questi enologi che producono i vini che saranno in mescita all'enoteca a così presentare i loro vini e a intavolare una semplice discussione con poi quelli che sono gli utenti della manifestazione sul vino. Una rete diciamo di più interessi appunto per creare un punto di incontro. Assolutamente, questo è quello che deve essere la manifestazione, un punto di incontro, un punto di spunto culturale, in qualche modo accrescimento culturale, scoperta del territorio, proprio perché la manifestazione comunque non è assolutamente rivolta solo ed unicamente ai rivignanesi, ma agli utenti da fuori Rivignano, quindi è Rivignano che in modo orgoglioso si presenta al resto del mondo. Bene. Matteo, ti ringrazio Elisa. Adesso vediamo se riusciamo ad avere qui l'assessore per il saluto finale. Il presidente con, che non è solo, con una splendida sorpresa, una meraviglia. Sì, questo è il nipote, speriamo che sia un futuro collaboratore della Prolocco. Appassionato anche lui di anguilla. Speriamo che prenda una buona strada. Benissimo, allora ricordiamo gli appuntamenti. Visto che questa settimana è piovuto sempre, noi invitiamo tutto il pubblico di Telefriuli a venire qui il prossimo weekend, quindi sabato, domenica e lunedì, con la chiusura di questi festeggiamenti con il gioco della tombola e lo spettacolo pirotecnico, ma soprattutto venite ad assaggiare i piatti che avete visto prima e quindi le nostre grigliate e soprattutto il nostro pezzo da 90 che è l'anguilla in umido e alla griglia. Benissimo, io vi ringrazio. Io volevo salutare tutti i collaboratori che hanno reso possibile la sagra, anche gli amici della Prolocco di Rivignano che vengono sempre a darci una mano, che ci aiutiamo a vicenda. Benissimo, grazie a voi. Grazie a voi. E per questa puntata è tutto, noi vi ringraziamo e vi auguriamo una buona serata qui da Aris, dalla Sagra dell'Anguilla. Love it, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it.